Due rose rosse sui cancelli del Due Palazzi. Una è per Giuseppe, il detenuto dell'ala di alta sicurezza che si è tolto la vita mercoledì a 73 anni. L'altra è per un uomo di 35 anni, italiano di etnia Sinti. Era un papà e faceva fatica a vedere suo figlio. La sua morte è stata scoperta poche ore fa. Era rinchiuso nell'ala dei detenuti comuni, non a retto, e si è impiccato nel bagno della sua cella. Una scia che non si interrompe al Due Palazzi, fino a pochi mesi fa modello per i percorsi di reinserimento, che a fronte di una capienza massima di 432 posti accoglie 670 persone. Mercoledì erano sotto la pioggia battente. In queste ore drammatiche davanti al carcere sono tornate le associazioni. Dolore su dolore, devo dire, dal trasferimento a Pietro che ha scelto di andarsene, come già si sa, e la notizia di oggi che riguarda un'altra sezione, riguarda una persona giovane. Per noi questi sono momenti, per noi tutti del coordinamento, volontari, cooperative e per il personale sono notizie, gli educatori, gli agenti, la direttrice, sono notizie drammatiche. Sovraffollamento ma anche scarsità di agenti. A Padova sono 310 quando ne servirebbero 445 operatori a contatto diretto con i detenuti che spesso le vite riescono a salvarle. Se un operatore di polizia penitenziaria deve badare a un sproposito di detenuti a lui affidati, diventa difficile il controllo della stessa persona. Ecco. Dispiace. Nel frattempo si sta completando lo svuotamento dell'ala di alta sicurezza, dove dei 22 presenti fino a lunedì restano solo 2 persone. Io li ho visti ieri, uno di questi della generazione settantenni, che è la maggioranza, e uno molto giovane. Mi hanno detto adesso che sono ancora qui e gli altri sono tutti, stiamo cercando di ricostruire anche attraverso le famiglie, qualcuno a Secondigliano, qualcuno a Sulmona, qualcuno a Parma. Ripetuti i colloqui con la direttrice che ha incontrato anche il garante nazionale per i detenuti. Nel frattempo non mollano volontari e associazioni che hanno scritto ai responsabili dell'amministrazione penitenziaria. Noi aspettiamo perché abbiamo chiesto un incontro, vogliamo parlare, sentirci dire, perché non essere avvisati di questa operazione, secondo noi dopo anni e anni di lavoro è drammatico.